Il senso di questo convegno. L'iniziativa di oggi è importante perché diamo praticamente il via alla programmazione 2014-2020, anche se siamo nel 2015, perché c'è un po' di ritardo dovuto all'Unione Europea. Si parte con la programmazione sia della PAC, della politica agricola europea, sia con la politica di sviluppo rurale, ovvero il programma di sviluppo rurale per il quale si è in attesa del via libera da Bruxelles. Quindi oggi si fa il punto con i massimi esperti che abbiamo a disposizione a livello nazionale e quindi vedremo cosa succede. Quali sono gli snodi fondamentali? Allora, la PAC potremmo sintetizzare dicendo che si tratta dei pagamenti diretti agli agricoltori, quelli che sono cioè gli aiuti dell'Unione Europea agli agricoltori. E lo sviluppo rurale invece è la politica che tutte le regioni europee svolgono sul proprio territorio a favore delle aree rurali. Queste due politiche si intersecano e quindi vanno a braccetto, soprattutto tenendo in considerazione alcuni aspetti molto importanti quali l'ambiente, i cambiamenti climatici e così via. quali sono le finalità di uno Europe Direct e in particolare di Europe Direct Veneto? La rete Europe Direct della Commissione Europea conta 500 sportelli nei 28 Stati membri, 50 in Italia, 3 nel Veneto. Uno di questi è quello di Veneto Agricoltura, che per forza di cose si è specializzato sulle tematiche agricole, rurali, ambientali, energie rinnovabili e così via. Facendo i debiti scongiuri, il PSR dovrebbe venire approvato dall'Unione Europea nel mese di maggio. 3 miliardi e mezzo sono una bella cifra. Sostanzialmente il centro, il focus è l'impresa e gli strumenti che sono stati individuati sono sicuramente la competitività, perché diciamo che solo un tessuto di imprese vitali può garantire all'agricoltura di svolgere tutte le funzioni che sono richieste dalla società e diciamo dall'economia in generale. L'innovazione come leva appunto per stimolare questa competitività e poi la sostenibilità intesa non solo rispetto all'ambiente ma anche sostenibilità del programma. Lei è uno dei più grandi sintetizzatori, se si può dire così, di questi documenti complessi come la PAC. Allora, luci ed ombre. Sicuramente il primo dato positivo è che abbiamo una PAC 2014-2020 con risorse ancora importanti, soprattutto per il Veneto sono circa 660 milioni di euro l'anno, quindi un dato positivo. L'Unione Europea, la politica, i cittadini europei continuano a sostenere l'agricoltura. L'altro dato importante è che questo sostegno sarà più selettivo, più mirato come vogliono i politici di Bruxelles, più mirato a che cosa? Alla produzione di beni pubblici che sono prevalentemente beni ambientali, quindi un'agricoltura che dovrà continuare a produrre per il mercato ma che sarà sostenuta soprattutto per il suo ruolo di produzione di beni ambientali che sono richiesti dalla collettività. Questo quindi è un dato importante, un sostegno che continuerà ad esserci ma un sostegno più mirato e più orientato ai beni pubblici. L'altra grande novità che viene da questa PAC è che l'Unione Europea ha deciso di non intervenire più sui mercati agricoli, di lasciare il mercato agricolo a una sorta di totale liberalizzazione, e la dimostrazione è quello che è avvenuto oggi, 1 aprile, con l'eliminazione delle quote latte dopo 31 anni di vita, perché l'idea di Bruxelles è che sul mercato l'agricoltore deve essere capace di orientarsi liberamente, senza un indirizzo della politica. Quindi una politica che orienta i beni pubblici, non orienta il mercato, ma una politica che però nello stesso tempo vuole sostenere gli agricoltori ad orientarsi al mercato. In che modo?
con l'innovazione. Quindi le 3 parole chiave che possiamo dire da questa PAC sono competitività, cioè orientamento al mercato, sostegno ai beni pubblici e innovazione. L'agricoltore si deve impegnare sempre di più nell'innovazione, cioè nella capacità di stare sul mercato, nell'introdurre nuove tecniche che favoriscano la produzione e la sostenibilità. Quali saranno più o meno le ricadute del nuovo PSR sul mondo agricolo veneto? L'obiettivo è conoscere, quindi per deliberare, quindi bisogna conoscere, portare a conoscenza del mondo delle imprese, eccetera, e soprattutto poi, siccome è un processo questo legato all'applicazione della PAC che è in divenire, essere di supporto al decisore pubblico nelle fasi di aggiustamento che sono già previste. Ci sarà già una verifica a medio termine che è già calendarizzata dalla stessa Comunità Europea, e a quella data noi dovremo trovarci preparati per avere un quadro preciso di quello che è utile nell'interesse e dei produttori agricoli, dell'industria alimentare e più in generale della nostra economia. Quindi è una PAC che costringe un po' gli agricoltori a